en compagnia di Felipe Carbuno. Felipe Carbuno è il capo redattore del Gai Sabé. Spiegami la rivista. Sono il capo redattore, ma il direttore legalmente. Dunque, quella rivista è una rivista fondata nel 1919, per dire che sta giove, sul mondo della Commissione per la lingua d'or dell'Accademia des Jeux Florals, che si accampera a Avignonetta, al tour del Baron des Arts de Montgaillard, che fondarono un'associazione che si chiama l'Escola Occitane, e la rivista Gai Sabé, in référence justement al texte del secolo XIV, fondatore dell'Accademia, e che si vogliò all'origine lo bulletin dell'associazione, ma in realtà, tre lo commencement, è stata una rivista ambassadile, normale di rivista, d'abbonanza, eccetera. Ma cal sapere che a chi da re, il y a lo poeta Prosper Estiu, che dimorava a Castelnaudari in quel momento, che aveva fondato un stampario, e è lui che faceva la rivista, mai, che era lo capredattore, tutta, ma le stampava. E a quel stampario creato per la famiglia Estiu, stampet la rivista per nel non tempo, perché c'è il fil, poi il piccolo fil di Estiu che stamperono la rivista giusto alla ritirata da quel piccolo fil di Prosper Estiu. Dunque è la rivista vieglio? La rivista è vieglio, c'est-à-dire ad anni, ma è ancora giovane, c'est-à-dire è una rivista che ha un obito lungo, che non ha mai avuto interruzioni, mai la guerra, né la deportazione del canonge Salvat che ne era direttore in quel momento, in 1944, ma la rivista è giovane di spirito, e qui ne spiegherei il contenuto in un'altra piccola emissione, qui e ben resta che è una rivista vieglio, simplemente è una rivista che ha un passato, che ha un'storia e che ha giocato un ruolo importante nell'occitanismo all'origine mai che mai per espandere la grafia classica, perché le fondatori della grafia classica avevano la riforma da l'hiver, sono due poeti che si chiamano Antonin Bergoche de Montalbà e Prosper Estiu che ne ha parlato, e hanno creato quella rivista un po', pas unicamente, ma un po' per espandere la rivista, la grafia classica dell'Occità, la grafia che viene da Strumadurse, e a Chiesa uno capitato perché ha la grafia classica, se l'ha mai impiegato, eccetera. E dunque qui la rivista ha giocato un ruolo amplio e a quel tocco della rivista sono capitato. C'est-à-dire che hanno praticato la grafia? L'hanno esplicata al mondo, l'hanno praticata. All'origine la rivista era mitata in francese, mitata in Occità. Les articoli di pensare in francese e in Occità era la parte letteraria, di poesia. Ora la rivista è a 99% in Occità, che gairebbe tutte, di tenzentegna e un po' di francese, o a mai di català, plapau, ma all'origine era mitata. Era un piccolo bulletin di 16 pagine, che con dei papiers spessi, ma che si è revissuto, che è il numero 1, una biblioteca, con i cartocambi era che numero e quella rivista, où il y avait un comité de rédaction avec des mondes prestigieux. Par exemple, il y avait le grand prix historien Émile Cartaillac de Vienne, et citat le baron des Arts de Montgaillard de l'Académie des Jeux Florals, qui era un peu l'augeola en aquel moment, la caution, mais il y avait tous les grands noms de l'occitanisme académique en avidir d'aquel temps, et la rivista, bon, pau a pau, che ha preso un'indipendenza, c'est-à-dire che l'escola occitana ha saputo autonoma, e la rivista mai è l'attività principale da quella occitana, è su una responsabilità personale, poi a quella rivista, sul entre verghettos, perché il mondo per me già, mai che mai la redazione.